Per questa puntata di Trieste d'Arte siamo tornati alle scuderie del Castello di Miramare, dove è in corso la mostra Nature, Ambienti di Arte Contemporanea. Siamo in compagnia della direttrice del Castello e del Parco di Miramare, la dottoressa Contessa, che ringrazio per essere tornata nostra ospite. È una mostra che sotto certi aspetti si collega con quella precedente, con Cosmos, no? Lì il discorso della natura era trattato da un punto di vista più scientifico, certamente. Qui siamo appunto nel bel mezzo dell'arte contemporanea, con tutto quello che arte contemporanea significa quando appunto si indaga, quando l'arte contemporanea indaga la natura. Allora, innanzitutto diciamo che con questa mostra Miramare fa una grande apertura e si apre all'arte contemporanea. Questa mostra apre la rassegna Miramare Contemporanea, quindi è un grande passo, una grande novità che porterà a una serie di interventi anche nel futuro legati all'arte contemporanea, e quindi l'idea è di passare alla creatività. Come dice lei, noi ci siamo occupati di storia, con la mostra Cosmos, ma anche con la mostra Ars Botanica, e quindi abbiamo indagato a livello storico la natura a partire dall'Ottocento, quindi dalla nostra tradizione. Miramare è un castello, è una collezione, ma è anche una serie di edifici che nel frattempo abbiamo restaurato, ed è un grande giardino. Per questo per noi il discorso del rapporto con la natura è fondamentale e lo stiamo indagando in diversi modi. Ecco, introdurre l'arte contemporanea vuol dire portare anche la creatività contemporanea all'interno della nostra collezione, e questo è un percorso sicuramente nuovo che però ci piace molto, anche perché ci lega al contemporaneo e alla riflessione che viene fatta sulla natura, sulla sostenibilità, che sono problemi che per noi sono attualissimi e sono attualissimi per tutti, e vengono indagati dal punto di vista personale di ogni artista. Per fare una breve presentazione di questa mostra, che si chiama appunto Nature, Ambienti di Arte Contemporanea, sono 12 ambienti. Ogni ambiente racconta una storia e il rapporto di uno o più artisti con la natura. Sono 18 artisti contemporanei, tra cui alcuni nomi molto importanti, altri più giovani, che noi abbiamo comunque voluto unire in un discorso unico, in un percorso interessante, e 50 opere, quindi una mostra che ha una sua ricchezza. Come sono state scelte le opere e gli artisti? Allora, innanzitutto c'è una curatrice che è Melania Rossi, che è la curatrice della mostra, e c'è un comitato scientifico che io ho nominato in modo da sostenerci in questo nuovo passo, perché per noi è nuovo, noi siamo più, come dire, ottocenteschi, diciamo, e quindi c'era bisogno anche di qualcuno, e sono stati di grande guida e di grande aiuto anche per la curatrice, che è stata una curatrice molto attenta, ha costruito un percorso delicato, ha ascoltato moltissimo anche il comitato scientifico, anche noi. È stata una mostra costruita con un grande dialogo, ma anche un lavoro di curatela molto accurato che lei ha fatto. È una giovane curatrice, però penso che i risultati siano soddisfacenti. Quando si parla in genere di arte contemporanea, adesso tralascio tutti i discorsi che in genere attorno all'arte contemporanea si fanno, però è anche vero che quando si parla di arte contemporanea, pure per quanto riguarda le dimensioni delle opere esposte, si passa dal grande al piccolo, al medio, installazioni, quindi voglio dire, anche questo penso sia una delle curiosità della mostra, e credo anche una, come dire, delle cose più interessanti del lavoro di allestimento, cioè riuscire a inserire in questo, che è un contenitore straordinario, perché le scuderie di Miramare sono veramente da questo punto di vista eccezionali, però anche la sfida è proprio quella, no? Come
allestiamo una mostra di questo genere? Beh, sì, intanto le scuderie sono uno spazio molto bello per fare allestimenti, perché è uno spazio che si presta, è accogliente ed è vario, e se lo si sa cogliere. Per esempio, la finestra che abbiamo di fronte, che in genere è oscurata perché nelle mostre viene oscurata, abbiamo deciso di tenerla aperta, la luce era troppa quindi va filtrata, ma abbiamo tenuto delle piccole finestrelle aperte, perché dall'altra parte c'è il mare, no? L'idea di questa mostra è anche di dialogare con la natura vera, con il parco, con il mare, con tutto quello che abbiamo intorno, e questo qui sta riuscendo in un modo straordinario. Voi sentite il video dell'Abramovic con il mare e dall'altra parte vedete il nostro mare, che oggi è anche in burrasca, e quindi è fortemente rientra da questa finestra. L'idea di trovare un legame tra il dentro e il fuori è molto importante, e l'arte contemporanea consente di farlo benissimo. Per esempio, non so se avete già visto Towards You, la mostra che l'oggetto che è stata, la scritta che è stata messa alla fine del parterre scendendo, che fa da raffronto col mare, chi guarda da dentro e da fuori, towards you, cioè quindi questo movimento verso di te, sì? Sì, che vuol dire verso di te appunto, ma è scritto al contrario, che viene visto anche dal mare, e quindi questo come dire, interscalarsi, intercambiarsi di ambienti, no? Tra il dentro e il fuori, il tu e l'io e il tu che sta dall'altra parte, è molto interessante, per non parlare del grande cavallo, immenso cavallo che sta sul piazzale del castello di Mimmo Paladino, Zenith 3, che come dire, guarda il nostro mare e sembra meditare sulla sua infinità. Alla prima sala del percorso espositivo, che si chiama Antropocene, si accede attraverso questa che è una tenda, no? È una tenda disegnata a penna Bic blu su una stoffa dove è stata riprodotta una carta millimetrata, proprio per dare l'idea della volontà umana di misurare tutto, di dominare la natura. Chi è l'autore? Pietro Ruffo. Che ha realizzato anche i due... Allora, queste due realizzazioni sono fatte proprio site specific per questa mostra e per noi. E lui ha lavorato già da tempo su questa foresta primordiale che ci avvolge, perché è anche sugli altri lati della sala, nella quale noi entriamo in questo Antropocene, che è l'epoca nella quale compare l'uomo. E la Terra naturalmente è molto più antica dell'uomo, è esistita per molto più tempo, ma nel momento in cui l'uomo inizia ad interagire sul pianeta Terra, inizia anche a interagire sul clima, sulla produzione, sulla vegetazione, eccetera. Quindi quest'idea dell'influenza dell'umanità sulla Terra è uno dei suoi temi preferiti, sui quali lui sta riflettendo tantissimo. Per esempio, le immagini che ha creato per noi sono questa alba primordiale nella quale compare il mondo, che ha la forma di un teschio, quindi l'antropocene, quindi il teschio umano, che però è anche una mappa della Terra, sulla quale l'uomo comincia ad interagire e a dare la sua influenza. Sì, questo è uno dei temi ed è un po', come dire, l'introduzione di questa mostra. Comunque l'idea di come l'uomo interagisce sulla natura, della metamorfosi uomo-natura, di come la natura ci ritorna attraverso dei miti, delle storie, per esempio quelle di Marta Roberti, che vengono raccontate e lette su una carta carbone, quindi come dire, retroilluminate. È interessante anche questo, no? L'utilizzo di
di metodi particolari, anche di sfondi particolari, come per esempio quello della carta carbone. Sì, la carta carbone, oppure troviamo dall'altra parte il super digitale che ci permette un'immagine, per esempio come quelle di Ars Botanica, riviste con la luce, con le tecniche di oggi, al millimetro nei dettagli, che sono ingranditi e che sono anche esteticamente molto belli, esattamente come le immagini di Ars Botanica, ma che ci fanno comprendere molto più da vicino la natura, oppure installazioni che ci fanno comprendere, non so, le vibrazioni della natura, le vibrazioni che entrando in una sala una persona o più persone provocano su un piccolo oggetto che fa vibrare completamente tutta una serie di strumenti, come nella sala di Giuseppe Angelino. Quindi insomma sono molto diverse le cose che si trovano, i racconti che si trovano in questi ambienti legati alla natura, molto diversi in modi di raccontare la natura, ma io credo molto interessanti e esprimono anche la creatività contemporanea, ma anche la riflessione su certi temi che sono molto antichi di fatto. Ne discutevamo prima, no? Come appunto l'arte contemporanea consenta di dialogare con se stessa. Tutta l'arte lo fa, ma l'arte contemporanea, voglio dire, ha più insito in se stessa questo discorso. Qui abbiamo un'installazione video di una performance di Marina Abramovic, e poi abbiamo due opere di Serse Roma che sembrano davvero complementari. Sembrano complementari, si parlano benissimo, io credo, però una è un'opera eseguita manualmente, con un lavoro molto accurato, con graffito, proprio è un disegno che però ci dà questa idea di liquidità, no? Proprio della liquidità del mare. Il tema naturalmente è il mare come energia spirituale, ma il mare è anche qualcosa che ci sovrasta. Se dobbiamo pensare alla natura che noi sempre cerchiamo di dominare, ma dove c'è un elemento che sempre ci domina, quell'elemento è proprio il mare, perché nel mare ci sentiamo infinitamente piccoli e spaventati, no? Quindi da una parte il mare è una grande energia, è una fonte di ispirazione, dall'altra è qualcosa che sovrasta l'uomo. E qui queste due opere si parlano molto bene. Da una parte un'opera eseguita con grande manualità, con lentezza, e dall'altra una performance con un video nel quale l'artista si lascia, come dire, sommergere pian piano dal mare. Quindi e anche scenograficamente sembra appunto che il mare che sommerge la Abramovic poi si spanda qua, ma noi lo ritroviamo poi fuori, e lo si ritrova. e quindi insomma le armonie naturali si parlano in questa mostra. Questa sala dedicata all'artista georgiana Sophie Ko ci consente un breve discorso sul passare del tempo, no? Perché le opere esposte riflettono sulla fragilità dell'esistenza. Sì, questa è un'artista, giovane artista georgiana che lavora proprio sul tempo e sull'idea della fragilità, per quello lei usa per esempio la sabbia, una specie di clessidra del tempo e queste ali di farfalla che ci danno proprio l'idea della fragilità e della percezione che noi abbiamo del tempo, perché lei appunto spiegando le sue opere, era qui all'inaugurazione, ci diceva che noi comunque nella nostra testa ci percepiamo come eterni, come senza tempo, invece c'è questa fragilità nostra, c'è questa temporaneità della nostra vita sulla quale bisogna riflettere, una specie di memento mori come era nel 500-600 detta così, però per lei è una cosa completamente diversa perché lo vive dal punto di vista dell'esperienza e della materialità di materiali fragili.
Una delle figure più importanti dell'arte contemporanea è Jean Fabre, che non è soltanto un artista figurativo, ma anche un autore teatrale ed un coreografo. Una sala è dedicata proprio a Fabre, e anche in questo caso c'è il tema del Minotauro e anche il tema, poi, se vogliamo, anche come dire, dell'incontro fra umano e natura, fra umano e animale. E lui lavora tantissimo, questo artista, che è un artista belga contemporaneo, tra il mondo naturale, l'innaturale, il soprannaturale e i confini tra questi mondi. Attraverso queste opere quindi ci sono anche delle metamorfosi come quella che vediamo nella scultura. Su queste opere invece eseguite, che sono incredibili se ci si pensa, con gusci di scarabei, sono tutte eseguite con gusci di scarabei, c'è una critica e una riflessione sulla violenza anche alla natura che viene fatta nel periodo dell'impero belga, del Congo belga. E quindi queste immagini, che sono appunto immagini del Congo belga, con scritte relative al periodo coloniale. Periodo coloniale, in questo modo faccio anche un legame con il luogo in cui ci troviamo, perché il grande fautore di questa colonia è Leopoldo II, che è il fratello di Carlotta. Quindi da una parte c'è anche un rapporto personale di questo luogo con Carlotta e con queste opere che parlano del Belgio. E l'arte contemporanea poi si prende appunto ogni tanto questo ruolo anche politico delle volte. Forse, diciamo la verità, l'arte sempre ha esercitato inutile nascondersi dietro, però in certi aspetti in anni recenti è molto più evidente. Ma io credo che fosse evidente anche prima. Se noi pensiamo alla fucilazione di Massimiliano dipinta da Manet, quando i fucilatori invece di essere vestiti da messicani sono vestiti da francesi e incolpano di fatto di questa fucilazione l'imperatore francese, vediamo che anche lì già nell'Ottocento c'era una grande critica politica che era possibile, quando l'arte non è arte di corte, esprime anche una sua critica, e qui la critica è molto forte, è una critica rivolta al passato e quindi a un periodo molto problematico della storia del Belgio. C'è un discorso politico forte e importante anche in queste opere di un artista cinese che non a caso si chiamano camouflage, cioè come potremmo tradurlo? Diciamo che si nasconde, sì. In queste opere bisogna trovare l'artista, perché si camuffa e si nasconde dietro e dentro le sue opere. Questo è interessante per un artista, Liu Guolin, che è cinese, perché parliamo di un luogo nel quale, diciamo, l'aperta critica al potere non è possibile. Quindi diciamo, c'è questo camouflage dell'arte che cerca di parlare nascondendosi, dell'artista che cerca di parlare nascondendosi dentro la sua opera, e bisogna cercarlo.